Look perfetto, tubino scuro. A passeggio tra le bancarelle del mercato, Vanessa Camani, dopo essere stata la prima deputata aponense, diventa anche la prima consigliere regionale di Abano. Con oltre 6.000 preferenze è eccezione in un partito democratico messo alle corde da Luca Zaia alle ultime elezioni. Due chiacchiere col sindaco Federico Barbierato prima di prendere posto, nei prossimi giorni, a Palazzo Ferrofini. Cosa prova in questo momento? Beh, intanto molto riconoscimento per un territorio che ha creduto in me fin dal 2006, la prima volta che sono entrata in consiglio comunale, mi ha sostenuto nella difficile battaglia per la legalità in questo comune ed evidentemente continuo a pensare che possa rappresentare con un lavoro serio anche questo territorio. È più la soddisfazione personale o più la delusione per i risultati generali del partito in Veneto? Sono due sentimenti che convivono oggettivamente, anche perché la mia candidatura è stata una candidatura controvento, costruita grazie al lavoro di centinaia e centinaia di volontari e con poche risorse economiche, ma nella convinzione che dal basso possa partire e senza troppi investimenti economici possa comunque partire un cambiamento vero in Regione come nel Partito Democratico. I dati che ci riconsegnano le urne rispetto invece alla proposta politica del PD e del centrosinistra sono dati molto pesanti sui quali è giusto riflettere ma anche dai quali ripartire perché abbiamo 5 anni di lavoro in Regione. In Regione cosa porterà? Beh, intanto porterò la tanta energia, la tanta voglia di cambiamento che ho percepito in questi 2 mesi intensi di campagna elettorale e porterò tutte le richieste che i diversi territori mi hanno rivolto in questa campagna, le loro aspettative, partendo naturalmente da quello che è il territorio più importante per me e per la provincia di Padova, che è il bacino termale Euganeo, il primo bacino termale in Europa, troppo trascurato dalla Regione in questi anni. Doveroso da parte nostra, oltre a fargli i complimenti per anche il risultato oltre le aspettative, fare presente le necessità della nostra economia termale, che è una economia che è stata forte, che è unica nel suo genere. Ora c'è il lavoro di opposizione. I numeri palesano una maggioranza di centrodestra schiacciante, ma Vanessa Camani promette battaglia. Anche se siamo in pochi riusciremo a portare un punto di vista e a rappresentare degnamente quella parte di Veneto che crede nel futuro, che crede nel rilancio e che crede nel cambiamento.